Mentre continuano le indagini dei carabinieri di Caorle per trovare il responsabile della morte della 67enne Bernardetta Gallo, trovata sul lungomare di Trieste ieri mattina, è stato sequestrato un camion della nettezza urbana della società ASVO. Il mezzo avrebbe inavvertitamente urtato la donna in prossimità dell'hotel Doriana mentre faceva jogging come ogni mattina presto, durante una manovra di retromarcia e probabilmente schiacciandola mentre era a terra. A notare il corpo della donna sono stati due netturbini passati di lì poco dopo, che inizialmente l'avrebbero scambiata per un manichino lasciato sulla strada. I carabinieri sarebbero giunti al camion grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, molto capillari nel territorio di Caorle. Sul posto ieri mattina sono giunti i sanitari del punto di primo intervento che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Al momento non c'è nessun indagato. Cordoglio da parte del neosindaco Marco Sarto che conosce personalmente la famiglia. Mi stringo attorno alla famiglia in questo lutto che è comunque gravissimo per loro.